Dunque, lavorando in campagna con mio nonno, con mio bisnonno, succedeva che mio bisnonno mi raccontò che suo bisnonno gli aveva spiegato che quando in Sardegna non c'erano le navi, cioè in Sardegna non esistevano le navi, per andare in continente usavano questi grossi tronchi d'albero, li mettevano in acqua e dicevano spingete forte, Civitavecchia. Altro tronco più grosso, spingete ancora più forte, Genova. E attraversavano il mare di notte con le notti di tempesta, tuoni, lampi, vento, 21, quello che c'è loro dovevano attraversare. Si sentiva mantenetevi ai tronchi, il vento soffia, fate qui il vento, fate mantenetevi ai tronchi, Sulai, mantenetevi ai tronchi, il vento soffia, attenzione, un lampo a centro, fate fare un lampo a centro, manco so gatto se fuori, no. Un trono a sinistra, rossa gatti, un trono a sinistra, il vento soffia, mantenetevi forte, attenzione, a quale tronco siete mantenuti voi? Noi al tronco di destra e voi ai scorle babburu. E attraversavano il mare che era ancora buio. Cittesi che stiano da ossetti, cittesi e chi ne chistione. Dall'altra parte si sente alto là, chi va là? Chi stiamo te, chi siete? Da dove venite? Veniamo dalla Sardegna. Date via extracomunitari. Erano i primi extracomunitari. Che cosa volete? Vogliamo lavoro. Non ce n'è, andate via. Allora i sardi si organizzano con i cartelli di protesta. I primi cartelli di protesta li avevano inventati i sardi. Ogni cartello c'era una minaccia. In un cartello c'era scritto così: Baba. In un altro cartello c'era scritto Erano le prime proteste. Ce n'era uno della zona di c'era scritto Laghia. Poi ce n'era uno di Burci, c'era scritto Mattaglia. Ma il più bello era un sardo piccolino, c'era scritto così. Ma alla fine hanno fatto pace con i continentali li ospitano, li fanno entrare in casa, li facevano dormire nelle soffitte, l'altezza era quella, quindi infatti dopo tanti anni ce le hanno dedicate, le hanno chiamate mansarde perché davano una mano ai sardi. Adesso una cazzara questa.